Una crisi distruttiva, raddoppiati i poveri, in crescita esponenziale i senza lavoro. È un bollettino bellico quello di Confindustria. Il documento del centro studi parla di un grave arretramento, di una maggiore fragilità anche sul fronte sociale e con danni commisurabili solo con quelli di una guerra. Insomma, il paese è devastato e il Veneto non fa eccezioni. Purtroppo ci vogliono degli aiuti, dico purtroppo perché vediamo che con difficoltà arrivano degli aiuti alle imprese, soprattutto alle micro e alle piccole imprese, alle medie imprese, che sono queste che rifaranno partire l'economia, non certamente le imprese, le grandi imprese che vediamo che tutti i giorni sono sui giornali a chiedere cassa integrazione, a chiedere sostegno, basta guardarci qui da vicino. E quindi se sosteniamo la piccola impresa, la media impresa, indubbiamente faremo un servizio al Paese. In questo scorcio drammatico di storia italiana però anche tra chi sta male c'è chi si sente più legittimato a recriminare e così emerge una spaccatura tra le grandi industrie che forti dei loro capitali hanno potuto delocalizzare e le piccole e medie imprese con gli artigiani che negli anni epici del boom hanno trainato il nord-est e oggi invece sentono in modo più forte il contraccolpo della crisi insieme ai pensionati e ai lavoratori dipendenti. La fascia che veramente sta soffrendo è quella dei lavoratori ed è lì che dovremmo veramente operare, più che cogliere le lamentele di Confindustria, che ormai è un monologo che siamo abituati. Dovremmo guardare ai nostri lavoratori dipendenti, a quella fascia d'artigiani che da tanto tempo arriva a fine mese ma con una difficoltà impensabile. L'impresa in Veneto è sempre più in difficoltà, ci sono gli scossoni della crisi ma anche le spallate di uno Stato che con le tasse sta corrodendo i risparmi e i capitali. A Belluno, dove la protesta dei forconi è arrivata a carezzare l'idea dello sciopero fiscale, gli industriali lanciano l'allarme. La pressione fiscale per le aziende ormai è arrivata a un livello assolutamente intollerabile, anche perché poi ci sono le tasse che sappiamo e poi ci sono le cosiddette tasse dormienti che poi ce le troviamo a pagare e di cui nessuno parla. Parole dure che lasciano spazio a una conclusione sarcastica, quella del bollettino di guerra del centro studi di Confindustria. La profonda recessione, si legge, la seconda in 6 anni è finita, ma i suoi effetti no. Parlare di ripresa è per molti versi improprio e suona derisorio.